benvenuti al Pala Kilgur di Ariccia Calcio a 5. Le squadre entrano in campo, inizia da sinistra la squadra ospite, la Fortitudo Futsal Pomezia, accompagnata adesso in maglia azzurra e fluo il Cioli Ariccia. Squadre con situazioni di classifica simili, Cioli Ariccia secondo a 10 punti a 7, Fortitudo Pomezia a 3 lunghezze di distanza, gara che nonostante siamo alla settima giornata è già abbastanza importante per gli esiti finali della classifica alta. Sorteggio che sta per essere effettuato, maglia blu attaccherà da sinistra verso destra la Fortitudo Pomezia, destra invece maglia fluo Cioli Ariccia. Applausi al pubblico, a porte chiuse lo staff entro 35 persone disponibili, palazzetto per iniziare la gara. Rischio d'inizio, c'è la gara in possesso il Fortitudo Pomezia che gira subito l'attacco al portiere, arriva il pressing che costringe la rimessa laterale in zona difensiva per il Pomezia. 5 secondi di gioco, si spera che arriva ancora centrale l'attacco, subito prova a girarsi 7 Zullo, il controllo adesso a favore del Cioli Ariccia e Favale a mettere fuori, intanto il tiro era libero Lucas Ferreira, alta a sfiorare il gol Cioli Ariccia in queste prime battute. Messa laterale dall'altra parte, prova il tiro, gran giocata del numero 8 Viglietta che impegna così Piatti, sembrava parata, anzi per noi lo è, però non è angolo secondo l'arbitro. Zullo in mezzo, attenzione, rischiato con GLV, Lucas adesso riparte, c'è dall'altra parte bene Culturini che se la mette su destro, prova il passaggio per Lucas che mette a segno il gol del vantaggio, aggira così Favale e segna il vantaggio per la squadra di casa, 1-0 Ariccia. Affidato questo tiro libero al numero 10 Cristian Peroni, il tiro forte del 2-0, piazzato il suo mancino, guadagna così il doppio vantaggio e lo dedica alla tribuna, 2-0 Ariccia. 5 i minuti di gioco, in 30 secondi, 40 secondi ha segnato il vantaggio e raddoppiato il Cioli Ariccia, complici anche i falli, 6 ne contiamo, adesso siamo in bonus a sfavore del Pomezia che la proverà il numero 8 Viglietta che va a posizionare sul dischetto la sfera. Minuto che scocca in questo momento, possibilità per il primo gol del Pomezia, il tiro, la parata Piatti però è stato letale comunque il tiro forte di Viglietta, 2-1, riapre così la gara la Fortitudo Pomezia. Il tiro adesso dalla lunga, un secondo finale, si ritrova così Piatti, 2-1 il risultato. Gara molto intensa soprattutto nella fase finale di cui i bonus e i tiri liberi stavano per fare la differenza, un tiro libero per parte, 2-1 il risultato, messi a segno entrambi, conduce intanto la Riccia che se ne va negli spogliatoi insieme al Fortitudo Pomezia qui dall'I Bomber e Calcio a 5 Live. È tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, a battere è la Riccia Cioli, 2-1 il risultato qui sul tabellone. Intanto tiro palla, bene intanto la palla rubata, allontanata il pallone in mezzo, deve allontanare come può Lucas, si riparte subito con un pericolo, si riparte 21esimo minuto, pochi istanti già qualche incursione sia da una parte che dall'altra, c'è giro palla, bene intanto per Cioli, la da dietro
errore, c'è Peroni che però riesce in copertura a riprenderla, Piatti alza la testa, la dà lunga, troppo lunga oltre la porta, nulla di fatto, si parte da una rimessa al fondo. Numero 1, ma vale, intanto il tiro di Zullo, niente di fatto ancora Zullo, Cioli combatte, la recupera, la porta via, riprende, c'è un fallo ma è vantaggio, allarga bene per Peroni, il tiro dal gol meraviglioso, all'angolino, 3-1 il risultato a segno Cristian Peroni, doppietta per lui oggi, sono passati 2 minuti e mezzo e il terzo gol della Riccia, si fa vivo. Che arriva adesso al numero 8, Viglietta, il tiro forte, c'è Piatti che riparte subito, c'è il compagno, bene Cola, il tiro deviato, Favale la deve mettere fuori in angolo. 6 minuti e mezzo trascorsi adesso, gara che procede abbastanza fluida, intanto il tiro di Chilomenti sulla fascia di Piatti, comunque efficace, occasione annullata dall'estremo difensore Cioli Ariccia che difende così il 3-1, grande comunque la girata di Chilomenti, nulla di fatto, si riparte così, manovra che ricomincia adesso col Pomezia, prova, attenzione a Ruba, adesso Raubo, Lucas a sinistra, la affida al tiro ed è il gol del 4-1, è la tripletta dedica qui nostre telecamere di Cristian Peroni, terzo gol, 4-1, sigillata la gara, mai capitalizzato dal gol, Cioli Ariccia, il terzo di Alessio Peroni, adesso Raubo attaccato dal pressing del Pomezia che deve dire qualcos'altro in questo secondo tempo, il 4-1 comunque sigilla probabilmente il risultato a 9 dalla fine. Time out richiesto da squadra ospite, da riordinare le idee per la Fortitudo Pomezia e deve creare qualche pericolo, sono 3 gol sotto, ricordiamo tripletta a favore del numero 20 Alessio Peroni che manda sul quarto gol in questo secondo tempo Cioli Ariccia e realizza quasi la vittoria, mancano però ancora 8 minuti. Si riparte così con Lucas che la dà in mezzo, prova componenti della squadra nello specchio della porta e con il numero 3 del Pomezia che la affida centralmente, attenzione adesso, bene l'organizzazione difensiva del Cioli che interrompe più volte la manovra, centralmente fa fatica a trovare spazi, intanto adesso il tiro, bene il lob, c'è intanto un fallo che significa punizione, anzi calcio di rigore, secondo l'arbitro a favore della Fortitudo Pomezia, è calcio di rigore ottenuto proprio sul portiere di movimento, probabilmente il tocco era di Piatti, se molto capito bene dalle immagini, poi faremo chiarezza, c'è intanto Zullo alla battuta per il possibile 4-2, scocca adesso il 48esimo, il 38esimo minuto, il tiro potente a rete di Zullo che prova a rianimare la gara, subito gol di scarto tra le due squadre. Subito portiere di movimento, c'è il numero 8 Viglietta che prova a salire, affida Zullo, prova il numero 10, il tiro potente ma non preciso, si riparte velocemente in avanti verso Lucas, rientra in campo il portiere, probabilmente in modo illecito secondo l'arbitro, becca un giallo, battuta nuovamente in mezzo, il passaggio intanto dietro, c'è un fallo, probabilmente il quinto ai danni del Fortitudo Pomezia. Palla per tanto in mezzo Cioli a sportellate da terra, buono secondo l'arbitro, anzi no, c'è un contatto a favore del Cioli Ariccia ai danni da parte di Cavalieri, ai danni di Cioli, e questo vorrà dire probabilmente tiro libero. Fondamentale questo
Tiro libero conquistato da Andrea Ciolli al 39esimo, solo un minuto al termine della gara. Tanto proverà il tiro e la parata a palo di Favale, che dice no stavolta al quarto gol di Peroni. 37 secondi al termine della gara. Tanto bene, attenzione sulla destra, il tiro di Gelve, il gol del 4-3 a pochi secondi alla fine della gara. 4-3 del Pomezia, 25 secondi a disposizione per la squadra nera per provare a pareggiare. 7 i secondi al termine della gara. Partita che sembrava al sicuro al Ciolli Ariccia, adesso invece c'è un piccolo momento di sofferenza. Fatto il tocco, attenzione, c'è la rimette meglio, la palla è a favore degli uomini. Cosa c'è? Intanto tutto fermo secondo l'arbitro, che viene infastidito anche dalla panchina, e chiede un cambio rimessa. Si riparte velocemente, 10 secondi al termine, 6, prova adesso a riprendersela in avanti, Viglietta, il tocco, c'è la palla in mezzo, chiusura e rischia il gol, ma la vittoria a favore del Ciolli Ariccia, il triplice rischio. Intanto attenzione, c'è una piccola bagarre, qualche spinta da parte delle due squadre, c'è stato un contatto contro il portiere, nervosismo tra le due squadre, però subito attenuati gli animi. Il portiere che è rimasto a terra. Momento di agitazione, comunque gara finita 4-3 a favore del Ciolli Ariccia. Squadre che adesso cominciano ad andare negli spogliatoi, c'è intanto un cartellino rosso verso Cola, che non si calma, viene mandato fuori. Si abbracciano i due, c'è stato il contatto comunque falloso, ma si chiariscono i due. Intanto qui intanto da Calcio 5 Live e Live Bomber è tutto qui dal Pala Kilgur di Ariccia, ha vinto 4-3 la squadra di casa. Salutiamo qui dal Pala Kilgur, è tutto. Siamo qui con Alessio Peroni, tripletta per lui oggi, 4-3 risultato finale, un gol su calcio, sul calcio piazzato, tiro libero, due grandi prodezze, poi le rivedrai sul Live Bomber. Vi aspettavate una partita di questo tipo, facile all'inizio e poi difficile nel finale? Noi siamo entrati in campo concentrati, questa mentalità già dall'inizio, aggressivi, e il risultato lo volevamo vincere, quindi non abbiamo guardato in faccia l'avversario, qualsiasi armata, adesso noi entriamo per vincere, e del resto la partita è andata abbastanza bene, anche se abbiamo rischiato qualcosina all'ultimo. Beh sì, a parte il rischio finale siete diventati nel secondo tempo più padroni del campo, con più sicurezza avete fatto già il pallone, forse loro in difficoltà per le misure di questo campo dove voi padroneggiate un possesso diverso, poi ci sono state le due prodezze che hai fatto. Ti senti di puntare in alto con questo risultato? La squadra punta ai vertici? Sicuramente siamo in striscia positiva, quindi cerchiamo di arrivare più in alto possibile, e quello che viene dopo viene da sé. E rispetto al gol, a tutto, è un momento di grande forma e cerchiamo di continuare così per la nostra strada. Benissimo, ultima parola sull'episodio finale, quello con cui sembrava colpito Piatti, è stato anche una piccola bagarre. Dici un po' la tua su come è andato questo episodio. È un momento di confusione totale, perché erano gli ultimi secondi, non gli ultimi minuti, gli ultimi secondi del match, e loro un po' confusi, noi confusi, c'è stata una mucchia e
stato colpito piatti. Poi sbagliato noi a reagire, perché comunque dobbiamo affrontare altre Spuzzocola, partite tra importanti, l'altro. sì. E con loro dopo è successo il guaio. Però adesso noi continueremo concentrati comunque. Benissimo, ringraziamo Alessio Veroni, complimenti per la vittoria e per la tua tripletta, e insomma in bocca al lupo per il resto della stagione. Grazie.